al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Sono le 12:40. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Sono le 12:40. Hai fatto bene, abbiamo scoperto l'ora esatta, signori. Quanto ci mancava, un'ora esatta. Ma non sono le 12:40. Ah, sì che sono le 12:41. 12:41 minuti. Ragazzi miei, come va? Dai, voi che vivete di pane e politica, anche oggi avete fatto colazione, adesso è tutto magna magna, non c'è via di scampo. Grazie. Basta che non mi veniate a cercare a casa, va bene. Come state? Stiamo male, stiamo bene. No, io sto bene, ragazzi, sto bene assolutamente, perché poi arrivano... inizia la trasmissione Sammy Varin e arrivano le belle notizzine. Guarda qua! La stretta di Schillaci. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario. Basta picchiare i dottori, e che cazzo, cioè ogni tanto è logico che ne muore qualcuno, non di dottore ma di paziente, è normale che qualcuno ogni tanto non si riesca a salvare. Sta menata adesso che la gente si incazza e gli fa un culo quadro. Così come io metterei anche delle regole per i genitori e per gli alunni che menano i professori se gli danno un brutto voto. Cerchiamo di introdurre qualcosa di più potente, di più forte. Lo facciamo? Io sono d'accordissimo. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario. Sì, anche gli amministratori. Ci sto. Arrestiamo chi non offre il caffè all'amministratore di Radio Libertà. Ma prego, ce ne quanti ne vuoi. Ma guarda, te lo porto. Ci metto anche la pallina dimagrante. Sì. Questa è una bella notizia. Così come, ragazzi, è una buona notizia il fatto che si vada ai domiciliari tranquillamente e si ammazzi l'algerino. Non scherzare, Sammy Varin, non è mica fatta apposta. L'avreste fatto anche voi, ve l'ho detto ieri, l'avreste fatto anche voi questa cosa. Uno che ti deruba, ti minaccia con il coltello, scappa via, e c'hai la macchina lì ancora calda, che fai? Non gli corri dietro? L'avrei fatto anch'io, ragazzi miei. Chiaro che non si ammazza l'algerino, lo volevi fermare, quindi non hai fatto apposta, e quindi la signora non è in galera ma è alle arresti domiciliari. Ne parliamo, signori, certo che ne parliamo, è minimo, perché tra poco comincia Potere al popolo, potere al territorio con Sammy Varin, potere alle vostre meditazioni quotidiane, che poi sono le quotidiane, sono polemiche, le vostre meditazioni sono sempre polemiche, ma mi piacciono. 10 minuti, un quarto d'ora, apriremo le linee allo 0292947222, il nostro centralone magico che vi mette in contatto con Radio Libertà in diretta nazionale. Chiaro, se non potete entrare in diretta con la vostra voce, siete benvenuti attraverso WhatsApp al 340 6709 659 per commentare con un vostro messaggio, ma anche con una documentazione video, audio, come vi pare, la realtà di quest'oggi. Oggi poi parleremo anche con la regione Piemonte, ritorna il Focus Piemonte e parleremo con il vicepresidente della terza commissione che ci annuncerà i programmi, che cosa bolle in pentola in regione Piemonte, ad esempio sul fronte agricoltura. Ma prima, potere al popolo in arrivo. Sammy Varin è qui con voi per parlarvi di un evento che, insomma,
I leghisti celoduristi lo conoscono da tanto tempo. I nuovi leghisti decisamente un po' meno, ma il bello della Lega è che deve avere sempre un piede nel passato, ma lo sguardo dritto e aperto sul futuro. E allora sabato, questo sabato 14 settembre, la festa del Monviso. Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo. Per parlarcene, ho chiamato chi effettivamente sta organizzando questo importante evento che da tanti anni si tiene e che ha visto le sue radici nel passato della Lega, ai tempi di Umberto Bossi, l'Ampolla. Cosa sto a raccontarvi? Ci facciamo spiegare direttamente da chi l'ha organizzato quest'anno. Con noi Paolo De Marchi, ciao! Ciao, 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 ciao. Ciao, un saluto a te e a tutti quanti gli amici ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. E proprio così, sabato ci aspetta un super evento a Pian della Regina, Crissolo, alle pendici del Monviso, dove ci sarà una festa appunto per ribadire il nostro sì convinto della Lega a quella che è l'autonomia. Questo sarà il tema della festa sul Monviso. Quindi la sezione di Cuneo, dove io sono vice segretario provinciale, dove il segretario provinciale è Giorgio Bergesio, appunto organizziamo un incontro per confrontarci su quello che è uno dei grandi capisaldi storici, che è appunto l'autonomia del partito guidato da Matteo Salvini. E ci sarà appunto inizio alle ore 10 con un dibattito a cui prenderà parte l'onorevole Riccardo Molinari, che è il presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati, il senatore Bergesio e il grande ministro per gli affari regionali e autonomia Roberto Calderoli, colui che è un po' il padrino dell'autonomia, che l'ha seguita fin dall'inizio grazie alla sua competenza, grazie alla sua forza e grazie a tutto quanto l'entusiasmo che è riuscito anche a creare attorno a noi sostenitori militanti e amici della Lega. Signori, l'appuntamento per gli storici leghisti è sabato 14 settembre alle 10 alla festa del Monviso, Pian della Regina, Crissolo, Cuneo. Adesso Paolo daremo un contatto per avere maggiori informazioni e soprattutto per prenotare, perché a seguire c'è il pranzo tutti in compagnia. Esatto, il pranzo, la tradizionale polenta del Monviso, come noi chiamiamo da tanti anni, dove si può partecipare, è libera a tutti, e però previa un messaggio WhatsApp al 348 9211 671, così in modo da avere appunto anche una prenotazione per capire un po' quanti saremo. Stanno già arrivando tantissime prenotazioni, saremo in tanti. Tra l'altro ci sarà il sole sabato e quindi ci si vedrà bene appunto il Monviso. Sarà una bellissima festa dove ci rincontriamo tutti quanti noi leghisti, sia della prima ora ma non solo, ed insieme cercheremo di fare appunto qualche ragionamento, appunto partendo dall'autonomia, ma per poi divagare con tutti quelli che sono i nostri temi di attualità che la Lega sta portando avanti oggi, sia al governo del paese ma anche al governo delle varie regioni. Quindi capite, signori, ci si trova al Monviso per parlare del futuro della Lega e con le radici della Lega. Un'occasione bellissima, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 80, avete sentito Paolo ha detto che ci sarà pure il sole. Prenotarsi al 348 92 11671, ma sto ricevendo un fracco di WhatsApp anch'io al 340 6709 659, gente che chiede già maggiori informazioni e qui là, ma io ti faccio una domanda invece staccata. Qual è il significato che diamo a questa festa del Monviso dove, signori, ci siamo stati parecchie volte, come dicevo prima, ai tempi di Umberto Bossi, l'Ampolla, questo rito immaginifico che ha portato avanti per anni e anni la Lega, che aveva un significato profondo
e che forse ce l'ha tuttora. Ecco, come dicevo prima, il bello della Lega è non perdere le radici, nonostante e tutto passa, nonostante e bisogna aggiornarci. Siamo ancora una volta il partito e il movimento più anziano che esista qui in Italia. Che significato diamo a questa festa del Monviso e come raccontiamo questa cosa a chi ha 20 anni, a chi non ha vissuto quegli anni passati e che tanto ci hanno glorificato e che è una delle motivazioni per cui ad esempio anche il sottoscritto Sammy Varin, tessera RIA del 1987, è ancora un fervente leghista. Come la spieghiamo questa festa del Monviso così in 2 o 3 minuti? Velocissimo. Allora, questa festa la spieghiamo in modi molto semplici. Proprio chi ha 20 anni, 25 e per questioni anagrafiche non ha potuto partecipare fino agli inizi, vedrà anche quello che è un po' lo spirito di amicizia, lo spirito di compattezza, lo spirito appunto dei leghisti, quello di stare insieme, quello di parlare di fatti concreti, come può essere appunto l'autonomia, e di fare un po' il punto della situazione per illustrare quelli che saranno i prossimi passi dell'attività legislativa della Lega, sia a livello governativo sia a livello delle varie regioni. Noi siamo consapevoli, attraverso appunto il ministro Calderoli, che sarà un po' l'ospite big di questa manifestazione, che più autonomia, più coesione sono i punti cardini della legge, e questo è un grande passo avanti per costruire un'Italia sempre più forte e più giusta, per superare proprio quelle differenze che ci sono tra i vari territori. E proprio con questo spirito ci ritroveremo appunto al Pian della Regina Crissolo per fare festa tutti insieme e portare avanti quelli che sono i cardini del nostro movimento, come hai detto tu bene prima, Sammy. Quindi con lo sguardo guardiamo avanti, ma con i piedi piantati per terra. Hai capito bene, proprio così, caro ascoltatore di Radio Libertà. Ci stanno scrivendo per fare i complimenti, chi sta già pensando di prenotare. Vi ripeto, certo, il numero 34892 11671, la festa del Monviso, questo sabato 14 settembre a partire dalle 10. Andiamo a Pian della Regina, Crissolo, provincia di Cuneo, e io ringrazio l'organizzatore Paolo De Marchi. Grazie Paolo! Grazie, ti saluto. E un saluto a tutti voi che state facendo i calcoli. Quanto ci mettete per arrivare a Crissolo? Ci vuole un po', ma ne vale la pena. Sammy Varin se ne va, ma torno tra un quarto d'ora. Comincia Potere al Popolo. Restate lì. Avete ascoltato